Resta ai vertici nazionali la sanità veneta, secondo le valutazioni di Agenas, agenzia del Ministero della Salute che monitora la qualità del servizio attraverso diversi indicatori. I parti cesarei sono nella nostra regione il 17% contro il 23% della media nazionale. La mortalità a 30 giorni dal ricovero per infarto è scesa negli ultimi 6 anni, dal 12,2% al 9,3%, quella per gli ictus dal 10,6% al 9,2%. Oltre il 16% delle operazioni per tumore al polmone riguarda pazienti che vengono da fuori regione, segno che molti preferiscono venire in Veneto a curarsi. Oggi possiamo dire che da un punto di vista degli esiti non abbiamo punti di debolezza, cioè da noi le cure esitano bene, esitano con la guarigione o esitano con basse percentuali di complicazioni. Restano alcuni aspetti da migliorare nell'ambito dei volumi di attività, ovvero il numero di interventi eseguiti per ogni reparto. Questo ormai è assodato dalla letteratura internazionale. Se tu lavori molto, se tu fai molti interventi di quel tipo, diventi più esperto, sbagli di meno. È necessario quindi continuare la riorganizzazione avviata dalla Regione per concentrare in alcuni ospedali interventi delicati come quelli di chirurgia oncologica e chirurgia protesica, al momento ancora troppo disseminati tra le diverse strutture. Su questo i direttori generali stanno facendo un lavoro all'interno delle loro ULSS ed è stato molto utile l'accorpamento delle ULSS e la riforma che abbiamo fatto. E poi alcune cose devono essere fatte a livello di Consiglio regionale, cioè con la programmazione del nuovo piano sanitario e delle nuove schede.